I boschi e le foreste sono attualmente oggetto di grande attenzione in tutto il mondo, perché si è venuta creando e consolidando una sempre più vasta presa di coscienza collettiva circa i pericoli che minacciano le risorse naturali della Terra. E tra queste risorse il bosco è uno degli ecosistemi più complessi e di maggiore importanza per l'uomo e per gli altri esseri viventi. Per ecosistema, giova a chiarirlo anche se ormai l'espressione è di largo uso, si intende un organismo vivente collettivo, costituito da un insieme di elementi animali e vegetali uniti tra loro da complessi rapporti di interdipendenza ed a loro volta condizionati dall'ambiente fisico e chimico in cui si sviluppano. Le foreste rappresentano, in tutte le regioni del globo, la massima espressione di cui sono capaci gli esseri viventi vegetali. E per importanza ecologica, nessun'altra comunità vegetale può reggere il paragone con esse. Il bosco ha molteplici funzioni. Fornisce ossigeno, purifica l'aria, regola il deflusso delle acque, mette in circolazione la materia con una catena alimentare di grande complessità. Svolge un'importantissima azione di regimazione delle acque, di protezione dei suoli e di consolidamento dei terreni franosi. Oltre a queste funzioni, che si potrebbero definire naturali, il bosco eroga servizi veri e propri, diretti ed indiretti. Tra questi, un servizio primario è la produzione legnosa, che per secoli ha costituito una delle componenti essenziali dell'economia di montagna. A questa funzione primaria si sono progressivamente aggiunte, assumendo un peso sempre maggiore, le funzioni ambientali, naturalistiche e ricreative, un tempo poco considerate, ma oggi sempre più richieste da una società bisognosa di evadere dai centri urbani. Il rapporto uomo-bosco, quindi, si è andato modificando nel tempo, a seconda delle varie esigenze e condizioni storiche che hanno condizionato l'uso delle risorse fornite dalla foresta. Per rimanere soltanto a questo secolo, il bosco è stato oggetto di un notevole ed intenso sfruttamento nel periodo tra le due grandi guerre, con utilizzazioni di legname 3 volte superiori alle attuali. Poi, a partire dagli anni 50, a seguito del progressivo abbandono della montagna e dalla conseguente diminuzione delle attività legate alla pastorizia e alla zootecnia, il bosco ha cominciato a vivere un momento storico di sorprendente recupero, con il risultato che dai 160.000 ettari indicati dall'Istat nel periodo post-bellico, questi dati riguardano il Friuli Venezia Giulia, si è passati agli attuali 280.000 ettari, pari al 36% dell'intera superficie regionale. Soltanto alcune aree sono state rimboschite dall'uomo. Il bosco si è andato estendendo e dilatando per lo più spontaneamente, con un processo naturale di disseminazione nei prati non più sfalciati o pascolati, posti ai margini dei boschi esistenti. Ma il miglioramento complessivo delle nostre foreste è dovuto anche ad altri fattori. Tra i più importanti la generale pianificazione dei boschi di proprietà pubblica, attuata dopo il 1960, e la contemporanea diminuzione dei tagli, verificatasi negli anni 60-70, è dovuta sia agli elevati costi di trasformazione del prodotto legno e sia alle difficoltà di accesso a vaste zone prive di viabilità di servizio. Ma se da un lato il bosco, grazie al diminuito sfruttamento, ha recuperato sul piano qualitativo e quantitativo, dall'altro ha cominciato a subire un nuovo tipo di aggressione, dovuto al modello incontrollato di sviluppo economico che si è venuto affermando e che scarica nell'aria, nell'acqua, nel terreno una sempre maggiore quantità di residui tossici, minacciando gravemente e spesso irrimediabilmente i delicati equilibri di quel grande complesso vivente che è la foresta.
Si arriva così a gravi forme di alterazione ambientale a livello del suolo e dell'atmosfera, con manifestazioni di deperimento e di moria delle piante, generalmente attribuite al fenomeno delle piogge acide, il più noto al grande pubblico. Ma va sottolineato che le cause delle alterazioni sono molto complesse e che anche condizioni climatiche stagionali eccezionali o malattie da insetti e funghi possono arrecare gravi danni ai boschi. In realtà, gli effetti dei vari fattori di pericolo e di danno si sovrappongono ed interagiscono, alimentandosi a vicenda, e sono necessari studi approfonditi ed indagini territoriali e sperimentali per poter valutare le origini dei fenomeni e scegliere le politiche di intervento più adatte a far fronte alle tante minacce che interessano la vita delle foreste. Punto pioggiato il numero 180. Qui possiamo anche contare le annate degli aghi. Il bosco va visto quindi non solo come un ricco patrimonio da sfruttare o come un prezioso bene sociale di cui godere, ma anche come una ricchezza collettiva da tutelare, controllandone attentamente la salute e lo sviluppo. Il fusto è 0,0. Sì. Tutte queste funzioni passano attraverso la perpetuazione del bosco. Ed è questo il tema su cui verterà questo documentario, che si prefigge di illustrare i metodi e le tecniche della selvicoltura naturalistica, adottato ormai da tempo dalla Direzione Regionale delle Foreste, come il sistema più adeguato e più vicino al processo naturale per la rinnovazione dei boschi. La selvicoltura naturalistica, che poggia su precise basi scientifiche, è così definita perché opera assecondando senza forzature i processi evolutivi naturali ed aiutando il dinamismo proprio di quel determinato sistema. Essa favorisce infatti, con interventi puntuali di taglio, il processo di perpetuazione dei boschi nei tempi e nei luoghi in cui esso si manifesta spontaneamente. Scopo primario del taglio degli alberi resta sempre, naturalmente, l'utilizzazione della produzione legnosa, ma se il taglio viene eseguito secondo precise regole scientifiche, l'effetto ottenuto è prevalentemente biologico e di miglioramento colturale. Con il taglio graduale di parte delle piante più vecchie, si tende infatti a liberare quelle piante giovani che crescono spontaneamente nel sottobosco e che necessitano di una maggiore quantità di luce per poter crescere vigorosamente. Nelle foreste naturali questo diradamento avviene in tempi molto più lunghi e di modo accidentale, grazie all'intervento della natura che con l'azione del vento, della neve, dei fattori biotici e con la morte per invecchiamento lascia al caso l'avverarsi delle condizioni che portano al lento rinnovo, spesso plurisecolare, dei boschi. Nel bosco coltivato, invece, è l'uomo ad intervenire con tagli intelligenti e ben condotti e con una scelta molto attenta e diversificata delle varie piante da abbattere, al fine di assecondare ed aiutare i naturali processi di crescita in atto. Nella selvicoltura naturalistica, il taglio del bosco non è mai seguito dal rimboschimento artificiale della zona tagliata, proprio perché all'azione del taglio viene attribuita la specifica funzione di preparare il bosco alla sua rinnovazione, dando spazio alle giovani piante delle più diverse specie che già vi crescono. Questi, in brevissima sintesi, i concetti basilari della selvicoltura naturalistica, messa in atto nella regione Friuli-Venezia Giulia dalla Direzione Regionale delle Foreste, in linea con gli orientamenti generali della selvicoltura più avanzata.